Conservazione, microinvasività e rimodellamento sono le parole chiave della chirurgia oncologica mammaria del terzo millennio per una patologia femminile ancora molto diffusa. È stato l'argomento di un congresso al centro San Pio X di Cittadella Alta Padovana, programmato nell'ambito delle riunioni annuali delle ACOI, Associazione Chirurghi Ospedalieri Trivenete, e della Società Triveneta di Chirurgia. C'è questa figura dell'oncoplastico, cioè del chirurgo che è capace di ricostruire la mammella e sempre più modernamente nello stesso tempo della demolizione, per cui mettiamoci nei panni della donna che deve subire questo intervento altrimenti demolitivo anche dal punto di vista psicologico, che esce dalla sala operatoria ancora con il suo seno, o perlomeno con qualcosa che sostituisce il suo seno, e senza il cancro. Una volta invece si demoliva e non si ricostruiva assolutamente, quindi i passi avanti in questi ultimi anni sono stati molti. Sono fatti molti passi avanti anche grazie alle terapie complementari, alla radioterapia e alla chemioterapia, che aiutano alla guarigione della donna, e quindi non dimentichiamo che è una patologia molto frequente in Regione Veneto. Sentivo i dati dell'anno scorso, che attorno ai 5.000 casi all'anno. Oggi una ricostruzione mammaria non si nega più a nessuna, la paziente stessa che ti chiede di essere ricostruita dopo un intervento di mastectomia, e per fortuna, come dicevo prima, grazie a questi nuovi materiali oggi è possibile fare delle ricostruzioni immediate subito dopo l'intervento di mastectomia, che danno dei risultati estetici fino a pochi anni fa impensabili. Abbiamo la possibilità di ricostruire con protesi del silicone, con tessuti autologhi, con mesh biologiche, che sono tutte metodiche che ci permettono di dare dei risultati estetici di estrema bellezza, insomma di estrema gradevolezza per la paziente.